Noi abbiamo interpellato l'assessore Lanzarin 3 settimane fa, indicando che parte dei lavoratori, in particolare quelli delle cooperative sociali, che svolgono attività assistenziale o a domicilio o in parte delle strutture residenziali non erano ancora stati coperti. Se n'è fatta carico, ci pare che abbia dato indicazione all'area sanità e sociale di verificare, e quindi mi pare che dopo il problema del blocco della vaccinazione e del numero di vaccini, che è un problema ancora attuale, si sia nella strada giusta. Ecco, avete indicazioni per caso da parte anche dei lavoratori stessi, delle cooperative e non solo, che ci siano magari degli ordini interni di programmazione delle vaccinazioni e che magari non tutti i lavoratori siano, come si dice, inseriti subito in questo modello di vaccinazione? Questo è uno dei grandi problemi che abbiamo sollevato, nel senso che in queste strutture noi abbiamo i lavoratori che direttamente svolgono attività socioassistenziali, non solo gli operatori sanitari, ma anche gli operatori tecnici, pensavamo agli operatori sociosanitari per intenderci. Ma poi abbiamo un'ampia platea di lavoratori che operano in appalto, basti pensare al settore delle pulizie, della ristorazione, che pure entrano in queste strutture e compartecipano all'attività dell'ente, che ancora non sono stati inseriti. Che risposte di questo tipo avete avuto? Abbiamo delle risposte variabili, anche da territorio devo dire. Per quanto riguarda l'ambito sanitario, per i ritorni che abbiamo, la gran parte del personale è stato vaccinato e non abbiamo dati importanti di persone che hanno rifiutato il vaccino. Nel settore invece residenziale, nell'ambito delle cooperative, insiste una percentuale di lavoratori che non vogliono fare il vaccino, vogliono aspettare. Anche qui è bene distinguere le cose. C'è una parte che, per i numeri che abbiamo noi, per fortuna è minoritaria, e sono i cosiddetti Novax, no Covid e compagnia cantando, ma c'è un'ampia parte di lavoratori che ha paura, perché purtroppo o hai la consapevolezza e la contezza anche per percorso di studio di come funziona un vaccino, di cosa serve, ok? E questo elimina le preoccupazioni, ma di fronte al bombardamento anche di informazione che paradossalmente determina minore informazione, abbiamo anche una parte di personale che ha paura.